Dato che ce l'avevamo qui non potevamo non rubare per un secondo la presidentessa della Proloco, che tra l'altro ci ha fatto assaggiare delle torte che erano veramente pazzesche. Io ho mangiato una torta con la crema e le fragole. Io ho mangiato una crostata che mi è rimasta nel cuore, mi ha proprio ricordato casa della nonna, proprio la coccola in persona. Però questa sera voi avete fatto anche una cosa in più per noi, avete ospitato Miss Riviera del Brenta e di questo vi ringraziamo tanto. Ma parlateci un po' della vostra Proloco, di quello che fate. La nostra Proloco è nata più di 30 anni fa, io sono presidente da tanti anni, quasi 30. Gli ultimi anni qua dopo il Covid ci siamo impegnati tantissimo in tutto quello che è la conclusione e poi è il palio deruzzante, però abbiamo tutta una serie di manifestazioni medievali, tipo l'investitura di un cavaliere, il matrimonio medievale e finisce con la fine di settembre, quest'anno il 22, con il palio deruzzante. Ma che meraviglia, quindi siete pieni di eventi. Sì, che è uno dei pali più originali che ci sono in Italia. Per esempio noi abbiamo un palio che viene tirato con le corde dal fiume, un grosso barcone come una volta, dove portavano le merci a Venezia. Ah, che meraviglia, un po' i topi di adesso. E io l'anno scorso ci sono stata perché tu, avendo la fascia di Miss di Ferro Team 2023, io ho avuto il piacere e l'onore di indossare uno dei vostri abiti medievali e di partecipare al palio. Ma quest'anno ci tornerai come inviata con noi? Ovviamente, certo. Ci mancherebbe. Ma voi immagino che comunque cercate sempre dei nuovi volontari per aiutarvi. Certo. Quindi ragazzi, se siete qua di Fiesso, ricordatevi che comunque qua c'è sempre la Proloco che accetta anche dai più giovani ai più anziani, li accettano tutti quanti per poter dare una mano, anche perché è bello poter fare del bene del proprio comune. Certo, per noi guarda, la nostra soddisfazione è proprio vestire tutte le persone che le portano proprio volentieri i nostri abiti. Infatti tutto l'anno lavoriamo negli abiti del medievali. Bello, meraviglioso. Complimenti, noi la congediamo e la facciamo tornare al suo lavoro e ci vediamo dopo con Miss Riviera del Brenta. Certo. Grazie. Buonasera a tutti e buon divertimento per questa sera. Grazie. Amici di Ferro Team, benvenuti alla seconda tappa di Miss Riviera del Brenta. Dato che per problemi tecnici non abbiamo l'intervista della Miss Fossò 2024, abbiamo deciso, dato che oggi è qui in veste di madrina, io e Beatrice, di intervistarla oggi, giusto Bea? E quindi ecco a voi Elisa, la Miss Fossò 2024, che adesso si presenterà un pochino al nostro pubblico e ci dirà un pochino i suoi punti più salienti della vita, quindi da dove vieni, come ti chiami e la tua età e cosa fai nella vita. Passioni, hobby, fogli, libri, auto. Buonasera anche a tutti. Codice IBAN se vuoi, ma c'è qualcuno interessato a farti un bonifico. Buonasera a tutti, io sono Elisa, ho 18 anni e vengo da Casier in provincia di Treviso. Attualmente sono una studentessa al liceo scientifico e le mie più grandi passioni sono chiaramente il mondo della moda, quindi shooting, sfilate e concorsi di bellezza, ma anche la danza classica. Nel mio futuro mi piacerebbe moltissimo diventare però un medico in chirurgia pediatrica, perché mi piacciono molto i bambini e credo che vederli sorridere sia l'ambizione più grande, insomma, che potrei mai avere nella mia vita. Che bello, è un obiettivo veramente molto bello. Bene, oggi tu sei qui in veste di madrina, quindi il tuo primo incarico ufficiale da quando hai preso la fascia. Come ti senti oggi? Emozionata? Un po' meno d'ansia dell'altra volta? Però un po' più tranquilla, perché l'altra volta era la prima volta in questo concorso, quindi non sapevo bene come funzionasse, insomma. Però oggi sono molto contenta, ho ritrovato anche molte ragazze e
che avevo incontrato l'altra volta, quindi è bello rivedere delle vecchie amicizie. Questo sì, bisogna dire che è veramente molto bello. Oggi farei anche delle sfilate, delle uscite. In veste di madrina, ti piacerebbe il prossimo anno essere qua in veste di madrina come Miss Riviera del Brenta? Beh, sicuramente sarebbe la realizzazione di uno dei miei più grandi sogni, perché mi piacerebbe molto rendere orgogliosi i miei genitori che mi sostengono in questi concorsi, quindi sarebbe veramente bellissimo. Non saprei neanche descrivere sinceramente come mi sentirei, però sì, sarebbe proprio bello. Insomma, prima volta Miss Riviera del Brenta, ma non il primo concorso. No. Quindi quello che ti chiedo io è: cosa ti ha lasciato Miss Riviera del Brenta, anche se da poco, perché hai fatto solamente una tappa alla fine e hai vinto subito la corona, quindi di cosa stiamo parlando? Cos'è la cosa che più ti è piaciuta della tappa della scorsa volta? Mi è piaciuta molto il fatto che con le ragazze si è creato subito un bel gruppo, nonostante non le conoscessi tutte, perché alcune non le avevo proprio mai viste, e anche è stato molto bello come loro, non appena mi hanno consegnato la corona e la fascia, sono venute lì, mi hanno abbracciato, erano felici per me, e credo che quindi la sorellanza tra le ragazze in generale nei concorsi di bellezza sia una cosa stupenda. Sì, effettivamente sì. Dipende dai casi. Beh, per me era una delle cose migliori che trovavo dentro il backstage, quando c'era dire proprio... che quando ci trovi quel tipico gruppo di ragazze, che è anche raro da trovare, che comunque ci si sostiene tra tutte, è molto bello. Va detto. Esatto, va bene. Ai miei Allora, tempi era un po' più agguerrito. Io direi, Giulia, che la possiamo lasciare la possiamo andare. tranquillamente congedare, anche perché a breve inizierà la tappa. Quindi godetevi tutta la tappa, la seconda tappa di Miss Riviera del Brenta qua nella splendida piazza di Fiesso, e ci vediamo alla fine con le interviste. Buonasera a tutti, mamma mia, buonasera, ben arrivati, seconda selezione di Miss Riviera del Brenta, le nostre ragazze, facciamo un applauso, bellissime e bravissime, si sono già un po' scaldate per questa seconda selezione. Buonasera a tutti, benvenuti, seconda selezione di Miss Riviera del Brenta, qui questa sera a Fiesso d'Artico, una delle città incastonate della Riviera del Brenta, e tra pochissimi momenti vi parlerò meglio di loro, ma io direi, ragazzi, con un grande applauso vi lasciamo andare via a cambiare, perché tra poco daremo ufficialmente il via al concorso, quindi un applauso ancora a tutte le nostre Miss che questa sera partecipano alla seconda selezione di Miss Riviera del Brenta. Ci hanno preso gusto, Chiara, stanno qua con noi. Prego, ragazze, da dove volete, destra e sinistra è uguale. E allora, ben arrivati, siamo qui questa sera per la seconda selezione di Miss Riviera del Brenta, un concorso di bellezza che vuole parlare però anche delle bellezze del nostro territorio, soprattutto della Riviera del Brenta. Allora, vi dicevamo che siamo particolarmente contenti di fare questa tappa qui a Fiesso d'Artico. Tra l'altro ringraziamo davvero di cuore il Comune e la Proloco per aver permesso la realizzazione di questa seconda tappa proprio qui. Perché? Perché Fiesso d'Artico è una di quelle città, buonasera, ben arrivata, adesso l'ho vista, e è una di quelle città che vi dicevo appunto incastonate nella Riviera del Brenta, famosa per le ville meravigliose, conosciute ormai non solo in tutta Italia ma anche nel mondo, e ovviamente anche per tutta quella parte che ci rende anche speciali dal punto di vista dell'arte calzatoriera, perché qui tra l'altro c'è proprio la cittadella di Louis Vuitton che ha deciso di insediarsi proprio qui a Fiesso, e poi, come vi dicevo, è famosa anche per le numerose ville venete come Villa Contarini, che ospita il Palio del Ruzzante, lo conosciamo ormai. Quanti anni sono che c'è il Palio del Ruzzante? Sì, 19 anni, caspita, cioè ormai è storico. E poi
un'altra meravigliosa villa è Villa Fernanda, detta la Villa delle Streghe, che attira tuttora moltissimi visitatori. Insomma, chi viene a Fiesto d'Artico, chi viene comunque alla Riviera del Brenta, gode anche di quella pace e di quella serenità che contraddistingue proprio le campagne venete, attraversate dai più ricchi corsi d'acqua come il Naviglio del Brenta, ovviamente. E vi ricordo, come vi dicevo all'inizio, che Miss Riviera del Brenta nasce proprio nel 2015, però in questo caso nasce come raccolta fondi per il tornado che ha colpito purtroppo questo territorio, e infatti le ragazze che partecipano al concorso sono anche istruite, non solo ovviamente portatrici di bellezza, ma sono istruite anche su quella che è la storia di questo territorio, proprio per essere divulgatrici delle bellezze e delle eccellenze della Riviera del Brenta. Quindi un applauso ancora davvero a Renato Trincanato, a tutti gli organizzatori, per portare avanti questo concorso che è sinonimo sì di bellezza ma anche di cultura e di storia. E quindi abbiamo visto le nostre ragazze che tra poco ovviamente usciranno per due diciamo sfilate valevoli per il concorso, la prima con il body da gara, la seconda in eleganti, ma anche delle altre aziende, delle altre insomma realtà che ci faranno sicuramente emozionare accanto loro, comunque ci fanno conoscere dei bei brand questa sera qui a Fiesto d'Artico. Allora, la nostra giuria è pronta, si esprimerà con un voto che andrà da 1 a 7, ovviamente nelle due uscite, come vi dicevo, la prima con il body da gara e poi invece l'uscita in elegante, ma manca ancora una persona all'appello. E allora io faccio spazio perché chiedo un grandissimo applauso per Elisa Carestiato, Miss Fossò 2024. Abbiamo rotto il ghiaccio con lei e lei si è aggiudicato il primo titolo di quest'anno. Eccola qui, la nostra Elisa, bellissima. Vorrei ringraziare anche alcuni degli sponsor, quindi ovviamente Dental Team, Fioreria Villa Katia, Butterfly di Anna e poi ancora il Salone Anna, Le Papillon Abbigliamento, appunto sarà uno di quei brand che conosceremo meglio più tardi, Dance and Activity e Veneta Flex. E allora direi che possiamo iniziare, io mi faccio da parte. Iniziamo con la prima sfilata, quella con il body da gara, che entri pure la numero 1. Lei è Camilla Busato. Andiamo con la
Continuiamo con il numero 5, Aurora Boldrin. Continuiamo con la numero 6, lei è Claudia Scarpa. Con la numero 7, lei è Giorgiana Guta. Ed ora arriva la numero 8, Gioia Gracco. Intanto arriva la numero 9, Emma Ramazzolo. Ed ora la numero 10, Alessandra Lentino Stravolo. Continuiamo con la numero 11, Gioia Cavallari.
14, Irene Renosto. Arriva la numero 13, Ilaria Scatto. Andiamo con la numero 14, Giulia Martorana. E andiamo con la numero 15, Sara Rizzo. E andiamo con la numero 16, Vanessa Galli. E concludiamo con la numero 17, Alessia Mattei. Allora, abbiamo visto le nostre ragazze quindi nella prima uscita con il body da gara e poi tra pochissimo le vedremo invece nell'uscita in elegante. Sono pronte adesso per la seconda uscita le nostre ragazze, quindi come dicevo adesso la seconda valida per il concorso, questa volta in abito elegante, quindi anche qui valutazione sull'eleganza, sul portamento, ovviamente sulla bellezza di queste miss. Siamo pronti? Pubblico è pronto di nuovo? Oh mamma, vi vedo un po' scarichini, È pronto anche il pubblico? Facciamoci riconoscere un po' anche a pezzo d'artico. Aspetta, avevamo fatto le prove, prima rifacciamo. Al mio 3 scateniamo l'inferno. 1, 2, 3. Oh, questo è un applauso! Allora è perché l'ha fatto Renato.
Esatto, allora dai. E allora, siamo pronti quindi per ricominciare con il concorso, come sempre, dalla numero 1.
applauso anche per la numero 17 che conclude ufficialmente anche questa seconda uscita in abito elegante. Facciamo un applauso a tutte le ragazze, facciamoci sentire più solartico. Grazie Renato, ovviamente a te insomma per tutto il tuo incredibile lavoro che fai quotidianamente, quindi grazie. Allora siamo arrivati al momento delle premiazioni e allora pubblico accogliamo con un grande applauso le nostre 17 ragazze che questa sera hanno partecipato alla seconda selezione di Miss Riviera del Brenta 2024. Arriviamo alle premiazioni e iniziamo quindi con l'ottava classificata Miss Le Papillon 2024. Sono qui le nostre meravigliose ragazze Marilena, Anna e Barbara e ovviamente ringraziamo, l'abbiamo già fatto prima, ma la salutiamo con tanto affetto Renata che è appunto titolare delle Papillon, che ovviamente per motivi familiari non è potuta essere qui questa sera. E allora Miss Le Papillon riceve un premio offerto da Le Papillon. Ci sono Marilena, Anna e Barbara, vediamo se arrivano. Allora, ottava classificata Miss Le Papillon 2024 è la numero 13 Ilaria Scatto. Grazie anche a Marilena, grazie a Anna, grazie a Barbara. E andiamo allora con la settima classificata. Miss Fiori di Villa Katia 2024. Premia Sara Zanferrari. Riceve ovviamente un premio offerto da Villa Katia. Settima classificata Miss Fiori di Villa Katia 2024 è la numero 4, Milena Martare. Grazie Sara Zanferrari, andiamo ora con la sesta classificata Miss Veneta Flex, premia Delphi Carraro. Eccolo, co-titolare dell'azienda, grazie mille per essere con noi anche questa sera. Miss Veneta Flex 2024 riceve anche un premio offerto da Veneta Flex. Sesta classificata Miss Veneta Flex 2024 è la numero 8, Gioia Granco. E andiamo avanti con la quinta classificata Miss Salone Anna, premia ovviamente Andrea Doga, co-titolare del Salone Anna.
Miss Salone Anna riceve un premio offerto sempre dall'azienda del Salone Anna. Ringraziamo Andrea per anche la sua partecipazione in giuria. Quinta classificata Miss Salone Anna è la numero 17 Alessia Mattei. Quarta classificata Miss Butterfly, a premiare ovviamente Anna Pomponio, titolare del negozio Butterfly. Miss Butterfly ovviamente riceve un premio offerto da Butterfly. Quarta classificata Miss Butterfly è la numero 16 Vanessa Galli. Ed ora ragazze andiamo sul podio, terza classificata. Miss Dental Team, a premiare chiamo Flavia Baldin, responsabile amministrativa. Il Dental Team riceve un premio offerto da Dental Team, un mazzo di fiori offerti da Villa Cacchia e un premio offerto dalla Proloco e dal comune di Fiesso d'Artico. Miss Dental Team 2024 è la numero 14 Giulia Martorana. A Flavia Baldin ed ora andiamo alla seconda classificata Miss Proloco Fiesso d'Artico 2024, a premiare Elisa Carestiato, la nostra Miss ospite, Nadia Faltun e Raffaella Barbato, presidente della Proloco di Fiesso d'Artico e presidente del consorzio Proloco Brenta Adige. Miss Proloco Fiesso d'Artico 2024 riceve un premio offerto dalla Proloco, dal comune di Fiesso d'Artico e dall'organizzazione di Miss Riviera del Brenta, in fiori offerti da Villa Cacchia. Miss Proloco Fiesso d'Artico 2024 è la numero 12 Irene Renosto. Ora siamo arrivate, cari amici, all'elezione di Miss Fiesso d'Artico 2024, la prima classificata. A premiare abbiamo l'assessore Zappellin e poi abbiamo anche Roberta Vianello, consigliere regionale, a premiare la prima classificata Miss Fiesso d'Artico 2024. E una mano gliela dà anche la nostra Miss ospite, se vuole. E allora, e ancora una volta Elisa Carestiato, chiamata all'appello. Miss Fiesso d'Artico riceve un premio offerto dalla Proloco del comune di
Fiesto d'Artico e dall'organizzazione di Miss Riviera del Brenta, i fiori offerti da Villa Katia. E allora, signore e signori, Miss Fiesto d'Artico 2024 è la numero 11, Gioia Cavallari! Davvero, grazie ragazzi, non andate via perché facciamo una grande foto di gruppo. Come vi ripeto, voi là in fondo non si dispera mai, perché voi sapete che state qui oggi e qualcosa di speciale accadrà, quindi non vi dico più niente. Mettetevi in posa, fate il più bel sorriso che c'è, perché Mago Merlino farà la magia. Ora, tutti in gruppo perché voglio una bella foto di gruppo. Grazie ancora a tutte le ragazze, grazie a voi per essere stati qui questa sera, la seconda selezione di Miss Riviera del Brenta, per ovviamente rivedere tutte le foto, per rimanere aggiornati sulle prossime tappe. Vi consiglio di seguire le pagine social Facebook e Instagram di Miss Riviera del Brenta. Grazie ancora a tutti e buonanotte! Buonanotte a tutti, grazie Prologo, grazie Comune di Fiesto, grazie a Chiara Perale, andate piano quando andate a casa, mi raccomando, ciao a tutti, vi diamo appuntamento il 22 giugno a Stra, Villa Iris, una stupenda villa palladiana a Stra, grazie mille a tutti, ciao! Vado a chiudere quella. Siamo qui anche con la terza, quindi lei è Miss Dental Team. Buonasera. Tra l'altro tu hai ricevuto uno dei beauty più grandi dei premi. Sì, cosa c'era là dentro? Non ho guardato. Ancora. Ce lo scriverai nei commenti Esatto. su CD Ferro Team. Ci Quando vai a scrivi vedere un il tuo di solito dici comunque ero quella di Dental Ok. Team e dentro c'era questo, leghiamo fottina e siamo a posto Esatto. per i più curiosi. Ma tu chi sei? Presentati al nostro pubblico. Io mi chiamo Giulia e Che bel nome. grazie. Chissà come mai. E frequento il liceo delle scienze umane, sono in terza superiore e da grande mi piacerebbe fare la psicologa o comunque Sei lavorare. sicura? Sì. Ma sicura? Vabbè, ci farà uno sconto, cosa vuoi dire? Dalla regia ci dicono che Mario Mario vuole essere il primo a candidarsi, quindi diciamo che ti abbiamo già fatto clienti, si può Sì. dire. Io che sposto il banner di Miss Riviera prima che ci piova addosso, meraviglioso. Bene, noi ti ringraziamo per questa serata. Grazie a Tu sei stata voi. contenta, ovviamente, Sì, immagino la tua certo, non me faccia. l'aspettavo. Pronta, agguerrita per la finale? Sì, pronta. Perfetto. Allora ci vediamo lì. Amici di Ferro Team, l'avete mai vista questa faccia? Penso no. proprio di sì. Io no, personalmente. Ciao, chi sei? Irene Renosto. Ma va, abbiamo una playlist noi, vedi tu? Ma pensa a te. Irene, sei arrivata seconda. Sì, Sei contenta? moltissimo. Sei pronta per la finale? Secondo me l'ambisce il primo però. Andiamo al primo. Non lo diciamo per scaramanzia. Non lo diciamo per scaramanzia. Non lo diciamo per assolutamente. scaramanzia, buona Io idea. comunque volevo introdurre, sai che c'è il Fanta Sanremo, il Fanta Calcio, vorrei fare il Fanta Miss. Per me è ottimo, cioè secondo me è un'ottima idea, possiamo cominciare. Sì, secondo me si potrebbe già iniziare a brevettarlo. Esatto, Quello sì. Quindi amici, restate sintonizzati. Se a Faremo noi- il Fanta Miss. Esatto. Irene la conosciamo tutti. Abbiamo talmente tante fotine da metterle in piccolino, di quelle là proprio belle sputtanabili che sono meravigliose. Ma nel dubbio, perché non conoscessi Irene? Cosa fai nella vita?
Allora, nella vita sono diplomata all'Istituto Turistico e lavoro in agenzia di viaggi e faccio l'accompagnatrice turistica a Venezia. Olè, quindi un lavoro che cammina veramente molto poco la ragazza. Va Esatto, detto. beh, Sempre in movimento. noi Irene ti salutiamo, ci vediamo in finale. Noi Giulia proseguiamo. Noi proseguiamo. Amici, eccoci qui con la nostra Miss Fiesso d'Artico. Buonasera. Buonasera. Finalmente abbiamo Buonasera. avuto la vincitrice della seconda tappa. Che come sentite non è che sia appassionata di telecamere. No, direi di no, abbiamo una grande timidezza. Chi sei? Dici un po' di te. Chi sei? Da dove vieni? Quanti anni hai? Allora, mi chiamo Gioia, ho 15 anni e vengo qua da Fiesso. Ecco, avete visto? Miss Quindi Fiesso lei ha, d'Artico ha giocato giustamente in casa e ha vinto in casa. Quindi adesso possiamo dire che domani lei esce di casa con fascia e coronavirus. Come minimo la città ora è mia conto. A scuola, sono a il gradino scuola così. sotto il sindaco praticamente. A scuola così con la coroncina Sì, in testa. anche in abito da eccomi. sera lungo. Sei contenta di questa tua vittoria? Sì, tantissimo, non me l'aspettavo, infatti mi sono quasi messa a piangere. Sì, abbiamo visto che la lezione è stata veramente molto bella. Pronta per la finale? Sì. Beh, io direi che la rivediamo in finale a questo Assolutamente punto. sì, noi le congediamo perché come sapete quando noi arriviamo a fare le interviste è un'ora veramente molto tarda, quindi io direi che possiamo passare alla prossima Miss. Terza classe. No. Quarta. Siamo anziane anche noi. È una certa ora, ragazzi. Quarta classificata. Buonasera. Miss Butterfly by Anna 2024. Che è fondamentale, Miss Butterfly. Ricordiamoci il nome della fascia. Post scriptum, segniamocelo perché io me lo dimentico. Siamo un branco di esaurite, io e Beatrice. Buonasera. Benvenuta nel nostro posto. Ti senti in Presentati. ansia? No, dai. No, dai, allora presentati al nostro popolo di G di Ferro. Allora, sono Vanessa Galli, ho 17 anni e abito ad Agno. Faccio il liceo artistico e studio moda e sono al terzo anno. Quindi manca poco, diciamo, per il diploma. Però manca ancora meno per la finalissima di Miss Iberia del Brenta. Sì, sono prontissima. Ma io adesso ho una domandina un po' così, dato che tu studi moda, l'abito che porterai alla finale sarà una cosa realizzata da te? O una cosa che comprerai? E Beatrice ogni volta che Aiuto, si ragazzi, sperla, aiuto, vi prego, salvatemi. Ci potrei pensare. Ci potresti pensare, Sì. che secondo me sarebbe quel tocco in più a una finale. È vero. Ma ti aspettavi questa fascia questa No. sera? No. No. Infatti dalla faccia più o meno la reazione No, è stata sì, quella. ma più o meno, cioè ho visto in realtà qualcuna che un pochino diceva ci speravo, però altri proprio zero, quello sì, va detto. Va bene, Vanessa, noi ci vediamo alla finale, che altro dobbiamo dire? Nulla, a me la quinta! Siamo qui con la quinta classificata Miss Salone Anna, buonasera. Buonasera. Lei è? Alessia, ho 15 anni e vengo da Massanzago. Nella vita frequento il secondo anno del liceo delle scienze umane. Vorrei fare l'università proprio per studiare psicologia. Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una modella e di sfilare per importanti brand. Mi ritengo una persona molto determinata e anche molto solare. Grazie mille a tutti, arrivederci. Ha detto tutto lei? A posto, bene, con lei, grazie, con lei è stata arrivederci. facile, non dobbiamo più Stato fare il nostro facilissimo. lavoro, Però andiamoci. io ho solo una domanda, se tu hai 15 anni, sei del 2000 e? 8. Ah, che Tu hai l'età di vecchia! mia sorella. Veronica, se lo guardi, non ascoltarla. Rimani così come sei. Mamma mia, siamo vecchie. Detto questo, direi che ci possiamo vedere tranquillamente alla finalissima di Miss Iberia del Brenta. Grazie mille. E siamo qui anche con la Miss Veneta Flex 2024, che è stata la sesta classificata. Lei, possiamo dire, tu sei proprio la tua super iper prima esperienza. Comunque, sei stata soddisfatta di questa tua esperienza? Ti sei divertita? Sì, molto, non me l'aspettavo. Abbiamo problemi di regia. Comunque, ma presentati sei al tu nostro esattamente? pubblico. Io sono Gioia, ho 15 anni e studio marketing. Ah, che bello! Quindi vuoi andare a lavorare in un'azienda o aprirtene una tua? No, vorrei aprirne una io in Spagna, a Barcellona. No, perché lei dice ovviamente io mi faccio il cocktailino, mi vedo lo spagnolo e dopo lavoro anche, no? Sei contenta di questa fascia? Sì, È stata la molto. prima? Sì, no, ne ho vinta un'altra circa, una fascia sponsor. Ah, che bello, dai, però allora diciamo che hai ufficialmente anche tu strappato questo cerotto, Sì. ora è tutto inserita. Sei pronta a prepararti per la finalissima? Sì. La vedo proprio che sei un po' liberata a dire questo sì, è stata proprio contenta. Sì, è stata proprio l'unica parola che ha detto con entusiasmo. Sì, ora fatemi andare a casa. Esatto, Infatti quindi ti lasciamo andare. a Va casa. bene, grazie mille. Grazie a te. E ora qui con la settima classificata Miss Fiori di Villa Katia. Buonasera. Salve. Lei è? Mirella Mardare.
Cosa fa nella vita? Quanti anni ha? Da dove viene? La persona modesta. Sogni nel cassetto, idee, ipotesi. E io sono una studentessa al liceo scientifico Scienze Applicate, Paolo Lioi, e nella vita sono anche un atleta di salto triplo e spero insomma di... E nella vita ambisco comunque ad avere uno stile di vita non poco modesto, molto ambizioso, magari trasferirmi in America e Un po' la Sex and the City / Gossip Girl. Sì, O sei troppo giovane per capire più questo? decisamente Gossip Girl, no. No, perché no, Gossip Girl per fortuna lo conoscono, mi consolo. Esatto. Punto comunque molto allo studio, i concorsi di bellezza mi piacciono anche molto, la moda mi appassiona da quando sono piccola e spero insomma E quindi sei stata contenta di metterti finalmente questo tacco 12 e uscire, diciamo. Sì, esatto. È la tua prima fascia? Questa in realtà è la mia seconda fascia, la prima l'ho vinta in un altro concorso. Bene, dai, però sono contenta che sei riuscita a vincere anche questa. Sei pronta per la finalissima? Certo. Bene, allora noi la vedremo in finale. Assolutamente sì, noi continuiamo anche a tenere il banner. Io direi che è arrivato il momento dell'ultima Miss. Buonasera Giulia. Buonasera. E siamo qui con l'8ª classificata, Miss Le Papillon Abbigliamento 2024. L'ho detto proprio con 8 kg che ho perso, te lo giuro, questa cosa. Erano 8 questa sera, non era mica una. Erano 8 no, erano 8, le abbiamo intervistate tutte. Quindi sono state e l'ultima molto è proprio brave. lei, Ilaria. Buonasera. Buonasera. Chi sei? Da dove vieni? Sogni, pensieri, opinioni? Allora, sono Ilaria Scatto, vengo da Noale, ho 16 anni e sto studiando per diventare una parrucchiera. Mi piacerebbe continuare nel mondo della moda, però allo stesso tempo. Si possono sempre... A parte il fatto che nel mondo della moda si può fare la modella comunque fino a una certa età, perché come tutte sapete la modella fino a 25, massimissimo esagerando 30 dopo è una vita che si va concludendo. Però la parrucchiera subito dopo potresti anche farla, quindi io dico sempre è meglio avere un piano B, quindi sì, fate le modelle ma trovatevi anche un lavoro che vi faccia continuare il mondo della moda in un altro senso. Ma comunque potresti continuare nel mondo della moda facendo i capelli alle modelle nelle Runaways. Esatto. Sì, Esatto. assolutamente, fa la modella e dopo ma oggi non sfili, no, faccio la parrucchiera. Esatto. Lotti. Va bene, allora Ilaria, tutto. sei contenta di questa fascia? Sì. Te l'aspettavi? No. No, assolutamente no. No, anche perché è venuta avanti come per dire io. Siamo sicuri. Sì, guardate il numero. Io, scusate. Sì, ho guardato il numero 3 volte prima di venire avanti. Sono io, scusate. effettivamente. Allora Ilaria, ci vediamo alla finale. Ovviamente. Sei pronta? Sei Ha detto gasata? questo Sei... ovviamente con un panico dalla gola che te lo Oddio, giuro, mi ha la fatto finale! mal più la finale. Oddio, è solamente tra 3 mesi, cosa metto? Mamma, aiutami. Quindi Ilaria, noi ti congediamo. Grazie. E ci vediamo alla finalissima. Ciao. Amici di G di Ferro Team, io e Beatrice ormai sature tra cimici, luci che non andavano, e un po' di problemi. 8 miss da intervistare. 8 miss da intervistare, le timidezze che non se ne vanno. È stata una serata Le miss lunga. perse tra l'altro, perché ne abbiamo è stata perse una anche lunga qualcuna. serata, abbiamo incoronato anche la Miss Fiesso 2024. Che ha giocato in casa, quindi una fantastica vittoria, questo va detto. Esattamente, belle miss, tutto quanto. Ma io Ci ora... vediamo alla terza selezione. Esatto, ci vediamo alla terza selezione di Miss Riviera del Brenta, quindi rimanete sempre connessi, sempre attenti e sempre sul pezzo. Assolutamente, e io e Beatrice da G di Ferro Team per il concorso di Miss Riviera del Brenta vi diamo un bacio e la buonanotte e ci vediamo alla prossima tappa. Ciao!